Un macete con una lama di 47 centimetri e due accette della lunghezza complessiva di circa 40 centimetri è quanto hanno trovato e sequestrato gli agenti delle volanti della questura di Padova nel parco di Largo de Bussy, dove erano intervenuti a seguito della segnalazione di una rapina. Nel tardo pomeriggio di martedì, una pattuglia della Polizia di Stato era stata inviata in zona Arcella per la segnalazione di una rapina che sarebbe stata commessa ai danni di un 26enne di origini tunisine. Al loro arrivo sul posto era presente anche il personale del 118, in quanto il ragazzo lamentava un forte bruciore agli occhi e alle vie respiratorie. Stando a quanto riferito dal giovane, sarebbe stato accerchiato da 4 sconosciuti mentre si trovava a bordo della sua auto. Uno di questi lo avrebbe aggredito con lo spray urticante al peperoncino, mentre altri 2 sarebbero stati armati di coltello. A quel punto i 4 gli avrebbero rubato il cellulare e le chiavi dell'auto. Nel frattempo i poliziotti sono stati fermati dal vigilante del parco, in quanto alcuni giovani gli avevano indicato la presenza di una grossa arma da taglio abbandonata sul terreno. Si trattava di un macete sul quale gli agenti hanno riscontrato visibili tracce di sangue. Poco dopo, sempre nei giardini, sono comparse anche 2 accette che erano state occultate tra la vegetazione. A quel punto hanno preso il via le indagini della questura, anche per capire se vi fosse un collegamento tra la rapina e il rinvenimento delle armi. Quella sera stessa, durante un controllo in un esercizio pubblico della zona, è emerso che il 26enne, vittima della rapina, dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso, era tornato da solo in zona con l'intenzione di farsi vendetta. Secondo quanto riferito da alcuni presenti, l'uomo avrebbe iniziato a cercare gli aggressori insistentemente, aggirandosi tra il parco e gli esercizi commerciali dell'area. In un cestino dei rifiuti, poco distante, sono state trovate 2 bombolette di spray al peperoncino.